Confiscati 500.000 euro a imprenditore agrigentino del settore delle scommesse. Arrestato padre che abusava della figlia tredicenne. Caporalato ed estorsione nelle RSA. 7 misure cautelari. Il sindaco di Aragone è ufficialmente sospeso per 18 mesi dopo la condanna in primo grado per abuso d'ufficio. Come ultimo atto da primo cittadino ha revocato la carica di vice sindaco. A favare il consiglio comunale approdano 2 novità. Trattativa Stato-mafia, assolti gran parte degli imputati condannati in primo grado, adesso la Procura Generale ricorre in Cassazione. Ad Agrigento sabato prossimo un convegno che gode del patrocinio UNESCO, presenti relatori di fama internazionale, si parlerà di patrimonio immateriale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Giochi, scommesse e truffa aggravata. La DIA confisca 500.000 euro a un imprenditore agrigentino. Il nostro direttore Arturo Cantella. La direzione investigativa antimafia, articolazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, su disposizione del Tribunale sezione prima penale delle misure di prevenzione di Palermo, ha eseguito la confisca dei beni a carico di un imprenditore attivo nel settore dei giochi e delle scommesse. Il provvedimento trae origine da un'attività investigativa condotta dalla DIA che, ripercorrendo la carriera imprenditoriale e criminale del preposto, ne ha messo in luce la pericolosità sociale, focalizzando l'attenzione sull'attività di esercizio abusivo di gioco e scommesse, truffa aggravata, posti in essere al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno dello Stato, sfruttando la società estere per indirizzare i proventi delittuosi dei flussi finanziari generati. Gli approfondimenti della DIA hanno consentito di dimostrare, oltre al profilo criminale dell'imprenditore, la sproporzione tra i redditi dichiarati e il consistente patrimonio accumulato nel tempo a lui riconducibile. Il decreto di confisca, per un controvalore complessivo di oltre 500.000 euro, ha interessato quote di partecipazione in società anche estere esercenti l'attività di raccolta di scommesse, 2 autovetture di lusso, 2 polizze assicurative, conti correnti, depositi a risparmio. L'imprenditore è stato inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 2 anni. I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 36 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una delle figlie di 13 anni. Sarebbe stata la ragazzina a confidarsi con un insegnante per paura di essere rimasta incinta. A lei avrebbe raccontato gli abusi che subiva da quasi un anno. Del fatto in questione emerge come la minore avrebbe confidato: professoressa, mio padre fa come il fidanzato, e l'insegnante ha avvertito i militari dell'Arma. La giovane, assistita da uno psicologo, ha confermato le accuse davanti al PM e il GIP di Catania, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto l'arresto dell'uomo, padre di altri 4 figli. Caporalato ed estorsione nelle RSA della provincia di Messina, 7 misure cautelari. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale della Città dello Stretto su richiesta della locale procura nei confronti di 7 persone. Per 5 di loro è scattato l'arresto, mentre per 2 degli indagati è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei loro confronti si ipotizza l'accusa a vario titolo di associazione a delinquere, estorsione e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'indagine si è conclusa con il contestuale sequestro di beni per un valore di oltre 180.000 euro e l'applicazione del controllo giudiziario nei confronti di 2 società. L'operazione ha preso il via in pieno periodo pandemico, quando le Fiamme Gialle della compagnia di Taormina hanno effettuato un mirato intervento in materia di sommerso da lavoro, riscontrando come il titolare si fosse avvalso, secondo l'accusa, per l'assistenza degli anziani ricoverati, di lavoratori in nero.
Dalle successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, con complesse ricostruzioni documentali, intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari, è emerso che il titolare delle strutture assistenziali, sempre secondo l'impianto accusatorio, giungesse addirittura ad impedire la fruizione di qualsiasi forma di riposo o ristoro durante l'orario di lavoro, nonché di socializzare tra loro. Di non minore rilevanza poi la circostanza come i medesimi lavoratori effettuassero singolarmente il turno notturno, pari a 12 ore, durante il quale, oltre ad accudire gli anziani, avrebbero anche dovuto svolgere altre incombenze, quali il lavaggio e la stiratura delle telerie. Secondo la Procura sarebbero state attuate palesi violazioni alla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie. Nel merito, salvo diverse valutazioni nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, le indagini hanno consentito di documentare che gli indagati, tra imprenditori e consulenti, predisponessero specifici prospetti paga che per un verso solo formalmente certificavano l'esecuzione di prestazioni lavorative in linea con la tipologia di contratti di lavoro stipulati con i dipendenti, d'altro canto invece riportassero anche l'inserimento tra le voci stipendiali di giorni e o ore di assenza dal lavoro che di fatto non risultavano fruite dai dipendenti. L'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti delle RSA finite al centro dell'inchiesta l'applicazione del controllo giudiziario nominando un amministratore giudiziario che affiancherà gli imprenditori nella gestione dell'azienda. Si tratta di uno dei pochi casi a livello nazionale, sicuramente il primo caso di applicazione a livello provinciale di tale strumento di contrasto previsto dal legislatore quale misura alternativa al sequestro cosiddetto impeditivo, proprio al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. Il provvedimento cautelare, si evidenzia, interviene nella fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto pertanto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Acqua e Rifiuti, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, ha annullato la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della rete idrica nella città di Agrigento e la nuova raccolta differenziata nella città dei Templi. Stamani Giuseppe Di Rosa convoca una conferenza stampa per parlare di questi temi. Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi indetta dal rappresentante del Codacons di Agrigento sulle tematiche relative alla raccolta differenziata, dal tema dove finiscono i nostri soldi. La proposta è quella di organizzare una tavola rotonda con la partecipazione delle ditte, degli amministratori, dell'associazione dei consumatori e dei cittadini utenti. Facile, il Comune stesso, grazie finalmente alle nostre molteplici diffide, dopo un anno dall'ottobre del 2021 ce le consegnano nell'ottobre del 2022, ci consegna un accesso agli atti e ci dichiara che nel 2020 questa amministrazione ha ricavato dalla vendita dei prodotti della differenziata 1.014.318,30 €. Ne mancano altre 750 che sono i soldi che oggi stanno facendo passare come un successo dei punti di raccolta che non avrebbero nessun senso di esistere se i CCR che erano nati di Piazza Ugo La Malfa e di Fondacazzo funzionavano bene, non saremmo qua a parlare. Se i CCR 750.000 euro per metterli a norma con telecamere, con contenitori, con tutto ciò che prevede un CCR. Abbiamo fatto vedere nella nostra pagina, abbiamo distribuito alla stampa ciò che avviene a Enna, a 80 km da Agrigento, cioè i CCR funzionano perfettamente, la città è pulita, viene meno il lavoro dei netturbini, dei operatori ecologici che devono comunque occuparsi della raccolta, ne effettuano meno e abbiamo più gente che può fare la pulizia, più gente che può dedicarsi all'osservamento, più gente, come ci dice l'amministrazione stessa in un altro accesso agli atti, oltre i 20 previsti, cosa che fino allo scorso anno tutti sapete in una
conferenza stampa al Palazzo dei Filippini, il sindaco e l'ex dirigente, il super dirigente Di Giovanni dissero che non era previsto lo scerbamento. Oggi è previsto nel contratto, noi lo diciamo da sempre, sono previste 5 unità giornaliere che lavorino assieme agli operatori con lo spazzamento meccanizzato. Significa che se devono lavorare tutti i giorni è previsto lo spazzamento meccanizzato per zone. È previsto che 15 unità facciano lo scerbamento, facciano la pulizia con la cosiddetta scopa. Agrigento non viene più pulita, non è aprendo e facendo cinema e facendo finta che anche il sindaco conferisce che si pulisce la città. Questi soldi che fine hanno fatto? Di Rosa, stringiamo questo lo dicano il loro. senso della Secondo conferenza noi stampa. Servono a fare spesso e solo assunzioni extra, lo dicano loro. 1 milione dal ricavato, 750.000 euro dal risparmio dei CCR e, attenzione, dai soldi delle premialità. Siamo a circa 2 milioni di euro. L'amministrazione lo dica, sfidiamo l'amministrazione a una tavola rotonda alla presenza della stampa, degli utenti, delle aziende. Finalmente vogliamo un confronto con le aziende davanti all'amministrazione e con le associazioni consumatori. Senta Di Rosa, lei è stato fortemente critico anche su questo mancato finanziamento che si è perso della rete idrica. Brevemente cosa dire? Non si è perso il finanziamento e oggi abbiamo certezza che si potrebbe perdere, ma non si è perso. Noi non siamo critici sull'operato di una persona, noi vogliamo la testa della persona che ha fatto il progetto e l'ha sbagliato. Non può essere che AICA, il comune scarichino il barile e nessuno paga. Se nella mia amministrazione io ho sbagliato, pago. Se c'è un dipendente, un ingegnere che ha sbagliato il progetto, che paghi. Non possiamo continuare a sentir dire che oggi AICA è diventato il covo di tanti raccomandati e non deve essere così. Noi confidiamo nelle stesse persone che lavoravano prima per una SPA, oggi sono alle dipendenze della politica. Non va bene, non va assolutamente bene. Quindi c'è la possibilità di rifare il progetto allora? Mi dicono che stanno preparando di nuovo il progetto, speriamo che questa volta chi di dovere sia bravo a farlo, però vogliamo la testa di chi ha sbagliato. Non è possibile che si è perso un lavoro, noi aspettiamo da 30 anni questi finanziamenti, abbiamo il finanziamento, rischiamo di perderlo perché un dipendente è stato asino. Che paghi quel dipendente, probabilmente è uno di quelli che lavora alle dipendenze di AICA e guadagna 6.000, 7.000, 10.000 euro. Non è così che può andare avanti la macchina amministrativa agrigentina. Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, condannato per abuso d'ufficio in primo grado, è stato sospeso per effetto della legge Severino. A siglare il provvedimento, che avrà valore per i prossimi 18 mesi, è stato il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. L'atto di sospensione è stato già trasmesso allo stesso Pendolino, alla giunta comunale e ai consiglieri. Le redini dell'amministrazione comunale sarebbero dovute passare al vice sindaco Nino Contino, ma nella stessa giornata della sentenza di condanna a 5 mesi e 10 giorni emessa dai giudici della prima sezione penale del Tribunale della Città dei Templi, Pendolino ha revocato la carica di vice sindaco. Una revoca che muove dall'esigenza di dare un nuovo aspetto politico alla composizione della giunta. Contino resterà naturalmente assessore comunale di Aragona. Seduta di prosecuzione ieri del Consiglio Comunale di Favara, che approva altre 2 novità che riguardano gli spazi verdi e gli animali domestici. Ci racconta tutto Giuseppe Moscato. I privati potranno gestire le ville e le aree comunali di verde pubblico del comune di Favara. Potranno anche aprirvi un'attività commerciale, ma dovranno occuparsi della custodia e della manutenzione. Un risparmio per l'ente pubblico e una possibilità di investimento e di lavoro per il privato. Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri sera, ha infatti approvato all'unanimità dei presenti, 20 su un plenum di 24, il regolamento per la concessione in uso e in gestione delle aree e ville comunali adibite a verde pubblico. In realtà il Comune di Favara un regolamento lo aveva già, era stato approvato nel 2016 e modificato nel 2021, ma non aveva mai trovato applicazione. Il nuovo regolamento, fortemente voluto dalla Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, fin da quando era assessore nella scorsa sindacatura, consta di 29 articoli e sostituisce integralmente quello finora in uso che, come dicevamo, non era mai stato applicato.
Nella seduta di ieri sera è stato approvato anche il punto relativo alla verifica della quantità e della qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e all'attività produttiva e terziaria per l'anno 2022. Un atto dovuto dalla norma, anche perché il Comune di Favara non possiede nessuna area e nessun fabbricato da destinare a tale uso. I consiglieri comunali hanno approvato infine il provvedimento che autorizza l'installazione di abbeveratoi per animali domestici nelle piazze, ville, giardini, strade e aree pedonali della città. Cambia intanto la composizione dei gruppi consigliari. 2 consiglieri comunali, infatti, hanno annunciato l'adesione a formazioni politiche diverse da quelle dove erano stati eletti un anno fa. Salvatore Fanara, il primo eletto in assoluto nella lista di Diventerà Bellissima, aderisce alla Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, con la quale si era presentato alle recenti elezioni regionali, ottenendo oltre 6.200 voti. Il consigliere comunale Antonio Cipolla, eletto nella lista civica Azzurri per Favara, aderisce a Forza Italia. La seduta del civico consesso favarese si è conclusa con il confronto tra l'amministrazione comunale ed alcuni consiglieri su 3 interrogazioni presentate dagli stessi: sul potenziamento degli uffici cimiteriali di Piana Traversa e Fontana degli Angeli, sui ritardi nel rilascio del tesserino venatorio e sulla situazione della piscina comunale. Mezzi obsoleti e secondo i sindacati poco sicuri orari e numeri di corse penalizzanti per pendolari e lontani anni luce da ogni reale integrazione fra le due sponde, e se ci mettiamo anche le difficoltà ad assegnare stabilmente il servizio e le prospettive sempre meno a fuoco, ecco che collegamenti veloci Reggio-Messina diventano una delle prime patate bollenti sul tavolo del governo nascente. Vediamo. È suonato un campanello d'allarme con i bandi andati deserti, finisce la campagna elettorale, la continuità territoriale torna, quel concetto solo vuoto, solo a parole, che la politica ci ha imparato a far conoscere. Purtroppo, perché l'area metropolitana dello Stretto vede nella tratta marittima Messina-Reggio Calabria un punto nevralgico, oltre 900.000 pendolari l'anno si muovono su quella tratta. Il fatto che 2 gare consecutive vadano deserte lascia pensare, dovrebbe far riflettere la politica, il Ministero che si appresta a emettere il terzo bando, a far capire che servono maggiori risorse e che questa situazione di precarietà che arriva dal 2018, quando il Ministro Toninelli affidò direttamente all'epoca Bluferris, comunque al gruppo Ferrovie dello Stato, quella tratta, non può andare oltre in affidamento, perché serve una programmazione, qualunque sia il vettore che debba svolgere il servizio, sia esso pubblico o privato, ha bisogno di una stabilità pluriennale affinché possa investire in naviglio nuovo, di qualità, in sicurezza, nella problematica occupazionale e contrattuale dei lavoratori, che ancora non vede una soluzione e siamo al 12° sciopero. Le amministrazioni locali, in particolare quella di Messina e di Reggio, potrebbero avere una voce in capitolo. Il tratto di mare sullo Stretto è di competenza governativa, però di fatto nell'area conurbata di Messina e Reggio Calabria la pertinenza, gli interessi delle amministrazioni locali sono importantissime e sono fattive proprio verso l'utenza che impiega questo servizio. Si punta in questo frangente anche all'aeroporto dello Stretto, a Reggio Calabria, ma bisognerebbe partire da come arrivarci a quell'aeroporto, e il servizio di navigazione veloce in questo momento è l'unico mezzo che è il più utile affinché possa rilanciarsi anche l'aeroporto dello Stretto. Purtroppo non vediamo negli anni e in questi anni la stessa attenzione delle amministrazioni locali verso questo servizio. Si sprecano i tavoli tecnici, le commissioni, ma i risultati sono davanti agli occhi di tutti: 2 bandi deserti del Ministero. Ci fu però il tentativo dell'amministrazione a Corinti della flotta comunale. Oggi la dipingiamo come una boutade pittoresca dell'amministrazione a Corinti. In realtà probabilmente bisognerebbe prendere quello che era il significato della flotta comunale, cioè far manifestare gli interessi
delle due amministrazioni dello Stretto verso un tratto di mare che sono la cerniera che può rendere quest'area veramente una città metropolitana. In quel senso non sarà forse una flotta comunale, ma una flotta pubblica che abbia però un appalto e quindi una concessione, ma pluriennale, dovrebbe essere sicuramente, per garantire il migliore servizio, la via più utile da seguire. La Procura Generale di Palermo ha impugnato in Cassazione la sentenza assolutoria del processo sulla presunta trattativa Stato e mafia all'epoca delle stragi. C'è il servizio. 67 pagine per impugnare la sentenza emessa in appello nell'ambito del processo sulla cosiddetta trattativa tra pezzi deviati dello Stato e Cosa Nostra. Il procuratore generale Lia Sava, insieme ai sostituti Sergio Barbiera e Giuseppe Fici, ritengono il verdetto di secondo grado, che aveva in gran parte rivisto quello della Corte d'Assise, illogico, contraddittorio eppure lacunoso. La sentenza era stata emessa il 23 settembre dello scorso anno e le motivazioni erano state depositate il 5 agosto successivo ed avevano sancito la soluzione degli ex vertici del ROS dei Carabinieri, cioè Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, che in primo grado erano stati invece condannati, i primi due a 12 anni e l'altro ad 8, ma anche dell'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri. In primo grado era stato condannato a 12 anni. Era stata inoltre ridotta la pena alla boss Luca Bagarella da 28 a 27 anni di reclusione ed è soltanto per queste posizioni che la Procura Generale ha presentato il ricorso. Nulla da obiettare invece per la condanna a 12 anni del medico ed uomo di fiducia di Totorina, Antonino Cinà, mentre le posizioni di Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, Vito, inizialmente super testimone nell'inchiesta, e quella del pentito Giovanni Brusca, tornato nel frattempo libero, erano già cadute in prescrizione. Il verdetto d'appello, anche se aveva rivisto al ribasso quello di primo grado, era comunque durissimo, solo che i giudici hanno ritenuto nel caso dei Carabinieri che fu sì un'improvvisa iniziativa, quella di avvicinare Vito Ciancimino per cercare un contatto coi boss, ma dettata da fini solidaristici, ovvero far cessare le stragi, ed è una lettura assolutamente non condivisa dell'accusa. Sul conto di Dell'Utri, sempre in estrema sintesi, le motivazioni d'appello per la Procura Generale risultano pure lacunose. Per esempio, sostiene l'accusa, non è dato comprendere perché Dell'Utri, navigato ed esperto uomo di confine fra l'associazione criminale Cosa Nostra e le altre sfere dell'imprenditoria nazionale per anni, e poi amico scomodo del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, uomo comunque di straordinaria intelligenza e straordinaria capacità, si sia tenuto per sé il messaggio ricattatorio dei vertici mafiosi, non riportandolo al destinatario finale, che era colui per il quale si era interessato per la tessitura di un accordo elettorale, poi andato a buon fine. In altri termini, è inimmaginabile che Dell'Utri abbia bluffato con mafiosi di quel calibro, non rappresentando mai al destinatario finale quali potevano essere gli intendimenti dei suoi interlocutori. Processo in abbreviato scaturito dalle operazioni Bivio e Bivio 2 che azzerarono i vertici delle famiglie mafiose di Partanna, Mondello, Zen, San Lorenzo e Tommaso Natale. 142 anni di carcere ai boss che volevano riorganizzare Cosa Nostra. Vediamo. Diciamo sul poco, la mia, e come fanno a decidere? 142 anni di carcere, 15 condanne, 2 assoluzioni. Il GUP del Tribunale di Palermo, Giuliano Castiglia, ha inferto un duro colpo al mandamento di Tommaso Natale, alla sbarra nel processo scaturito dalle operazioni Bivio e Bivio 2, che azzerarono, lo ricordiamo, i vertici delle famiglie mafiose di Partanna, Mondello, Zen, San Lorenzo e Tommaso Natale. A me non deve mancare fuori, perché io non sono mai conosciuto. Se magari qualcuno vuole insegnare, bisogna attaccare questa cosa. Si dà una mano, ma ascolta cosa conosce. E ormai siamo scostiti e cosa conosce.
massimo all'uomo, ammazzato, che avesse una moglie, poi chi se lo fece? Il GUP ha condannato Giulio Caporrimo a 16 anni, Francesco Palomeri a 18, Antonino Vitamia a 18 anni e 4 mesi, Giuseppe Cusimano a 17 anni e 4 mesi, Francesco Labbate a 12 anni e 8 mesi, Francesco Adelfio a 14 anni e 8 mesi, Sebastiano Giordano a 9 anni e 4 mesi, Salvatore Fiorentino a 8 anni e 8 mesi, Andrea Mancuso a 13 anni, Michele Zito 10 anni e 8 mesi, Vincenzo Billeci a 10 anni, Fabio Gloria a 12 anni, Vincenzo Taormina a 12 anni, Fabio Ventimiglia a 6 anni, Giuseppe Rizzuto 8 anni e 8 mesi, assolti invece Pietro Ciara Mitrano e Francesco Caporrimo. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinate dal procuratore aggiunto della DDA Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta, Giovanni Antoci e Felicio De Benedettis, ricostruirono i nuovi assetti del mandamento comandato da Francesco Palomeri, la cui reggenza era stata messa in discussione da Giulio Caporrimo. Intercettazioni e attività tecniche hanno permesso agli inquirenti di disegnare le nuove gerarchie e di accertare 19 estorsioni e danni di commercianti del territorio. Se tu fai 4 punta, se fai 4 punta mi manda un messaggio: bacionissimo cugino, e io capisco, a posto. Bacionissimo, come stai? E io già sono a posto, nel senso che faccio la a posto, quindi tutto a casa. Molti di loro non hanno neppure collaborato con carabinieri e magistrati, tanto che solo in 3 si sono costituiti parte civile insieme alle associazioni anti-racket Addio Pizzo, Sportello di Solidarietà alle Vittime FAI, Solidaria SOS Onlus ed SOS Impresa e ancora Centro Studi Pio La Torre, il comune stesso di Palermo. Nessuno. Quindi su cosa conosciamo, diciamo. Un convegno che gode del patrocinio dell'UNESCO è in programma sabato prossimo 15 ottobre ad Agrigento alle ore 10 nella Sala Fazzello del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo. Si intitola Il patrimonio culturale intangibile e la sua salvaguardia. È prevista la presenza di relatori di fama internazionale. Vediamo. Ecco, da cosa nasce l'idea di questo primo convegno dal tema Il patrimonio culturale intangibile e la sua salvaguardia, che ricordiamo si svolgerà sabato 15 ottobre presso il Museo Regionale Griffo di Agrigento. Diciamo che questa è un'idea che coltiviamo da moltissimi anni, dal momento in cui l'UNESCO nel 2002 fece una convenzione riguardo i patrimoni intangibili, culturali, immateriali e quindi sulla salvaguardia e cosa si intende fare per salvaguardare le tradizioni popolari che sono la storia e le radici dei popoli. Che succede? Che il CIOF mondiale, in questo senso, essendo partner dell'UNESCO, ha voluto e ha dato un grande contributo con i suoi festival, con i suoi gruppi folclorici, con le organizzazioni che annualmente avvengono sotto l'egida del CIOF. E allora attraverso il CIOF internazionale e il CIOF nazionale, con il suo presidente Francesco Mallozzi, ci siamo impegnati per fare realizzare questo evento qui ad Agrigento, che è patrimonio materiale dell'UNESCO per la sua Valle dei Templi. Quindi un sito che ben si presta per quella che il convegno stesso e la tematica del convegno. Ecco, spieghiamo cosa vuol dire CIOF, magari per chi non è ferrato nel settore. Il CIOF letteralmente significa Consiglio Internazionale del Festival del Folklore nel mondo. La sua funzione. Quindi la sua funzione è quella di veicolare tutto quello che dei gruppi attraverso i festival che si svolgono in tutto il mondo. Consideri che sono circa 90 i paesi associati e affiliati al CIOF, quindi c'è l'intero quasi la stragrande maggioranza degli stati che ci sono, e in tutto questo dei 5 emisferi ci sono questi festival, e attraverso questi festival viene pubblicizzata e propagandata quelle che sono le culture e le arti tradizionali di tutti i popoli.
Gioacchino, tu sei un'icona del folklore agrigentino da sempre, un'iniziativa importante, ma perché questa iniziativa proprio ad Agrigento, capitale del folk, anche se la sagra da qualche anno non si fa, il festival non si fa anche per motivi epidemiologici? Perché? Appunto perché Agrigento è la capitale del folklore, quindi non c'era posto migliore per poter organizzare un convegno sul patrimonio intangibile dei beni immateriali, e quindi poi la Valle dei Templi, insomma il museo Griffo dove si farà il convegno, e il Palacongressi dove faremo pure il forum, che sono stati invitati tutti i gruppi folclorici della Sicilia. Quindi è prevista anche un'esibizione? No, solo un convegno, momenti proprio di discussione e di fare conoscere effettivamente che cosa significa patrimonio intangibile dell'UNESCO. Ecco, si farà qualcosa il prossimo anno secondo te in merito al festival? Ma lo spero tanto, perché purtroppo con questa pandemia che ha distrutto un po' tutte le nostre aspettative, e quindi tra l'altro c'è anche un po' di crisi anche attraverso i gruppi, perché purtroppo ormai i giovani, essendosi allontanati per questo periodo, insomma, è difficile andare a recuperare. Ma a livello internazionale sono riprese le attività folcloristiche? Sì, diciamo che in sordina però sono riprese, ecco. A livello nazionale, come Geoff Italia, quest'anno si sono svolti l'80% dei festival. Ecco, voi avete partecipato a qualcuna di queste recentemente? No, assolutamente no, purtroppo, perché come dico c'è questa mancanza di personale, ecco. Direttore, un'iniziativa importante, questo primo convegno sul patrimonio culturale internazionale che si svolgerà qui ad Agrigento il prossimo sabato. Un appuntamento importante, in linea un po' con l'attività del parco nello specifico, perché da lì viene quello che abbiamo pensato negli anni scorsi, quando è stato possibile organizzare il Festival del Mandorlinfiore. L'impressione è che abbiamo voluto puntare non solo sul folklore, ma sui patrimoni intangibili, e quindi sulla eredità immateriale, che è un aspetto culturale che va salvaguardato e di cui siamo felici che oggi se ne possa parlare in questo approfondimento che ci sarà in settimana per il convegno. Quindi cultura a 360 gradi, non solo archeologia e paesaggio, ma usi, tradizioni, peculiarità di ogni singolo popolo, di ogni singolo abitante di questa terra, che fa parte di un patrimonio che dobbiamo salvaguardare, conservare e valorizzare. Questi sono i tre aspetti che metteranno in luce questo approfondimento che abbiamo previsto fare, nella speranza che si possa riprendere l'attività anche con il Festival del Mandorlinfiore, e probabilmente ci saranno le occasioni a partire dal prossimo anno. Ecco, ci sarà qualcosa, ci anticipa, dopo il blackout della pandemia possiamo ritornare a parlare di una nuova edizione del festival, direttore? Noi siamo stati negli ultimi anni gli organizzatori che ha proposto l'idea progettuale, ma il Festival è del Comune di Agrigento, a cui spetta la parola iniziale, se dover proseguire, iniziare, riprendere le attività. Abbiamo cominciato, ho avuto qualche notizia dal Comune, aspettiamo che il Comune prenda le proprie decisioni. Presidente, direttore, scusi, oggi anche un'iniziativa didattica con l'illustrazione che farete di ciò che sono state le scoperte. Sì, al quartiere ellenistico romano non finisce mai di stupire e di farci vedere delle scoperte importanti. Lo avevamo fatto nei mesi scorsi all'interno di una casa importante, un crollo ha sigillato, fermato in un momento storico particolare quell'abitazione, che racchiude dentro di sé dei pavimenti meravigliosi. Avevamo trovato un pavimento già al piano terra, il crollo ulteriore
e lo scavo e l'approfondimento fatto con l'Università di Bologna e con le nostre archeologhe, a cominciare dalla dottoressa Parello, hanno messo in luce il crollo del primo piano, un pavimento meraviglioso che oggi sarà portato alla visita e si potrà dialogare con le persone che sono allo scavo e che stanno continuando questa pregevole operazione che non finisce mai di stupirci. Un evento importante che lei modererà, coordinerà, ecco, perché è importante secondo lei? Dal suo punto di vista qualificato ovviamente. Ovviamente perché il patrimonio culturale è qualcosa che non può sparire, la dobbiamo gestire, la dobbiamo, non parlo bene italiano ma spiego come posso, lo dobbiamo curare, ecco, quindi e che posto più bello di farlo che Agrigento. Ecco, tra l'altro lei è dal suo punto di vista, diciamo, da persona straniera, lei di dove è originaria? Di Bologna, ma infatti sono da Belgio. Sono nata in Bologna ma poi mi sono trasferita. Infatti come prima turista, ora ormai argentina di adozione, sono innamorata della Valle e per questo voglio fare questo lavoro anche per la Valle, per il patrimonio culturale immateriale. La Fidapa di Agrigento inaugura l'anno sociale. Arturo Cantella. Inaugurato ieri l'anno sociale 2022-2023 della sezione Fidapa di Agrigento, la Presidente, dottoressa Carmelina Guarneri, prima di iniziare l'assemblea, unitamente alle socie, ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne iraniane che con coraggio e con sprezzo della loro vita hanno combattuto per rivendicare il riconoscimento dei loro diritti. La Presidente ha poi rivolto un pensiero alla fondatrice della Fidapa sezione di Agrigento, avvocatessa Marica Nicosia Caruselli, che nell'80 con un gruppo di amiche costituì l'associazione. Quindi la Presidente ha dato un particolare saluto alle nuove socie, l'avvocatessa Giusica Tusciamato e la notaia Claudia Cucciordo, sottolineando come la sezione nell'anno 21-22 ha incrementato con l'ingresso di nuove socie, eccellenti professionisti, imprenditrici, che si sono consolidate con lo spirito associativo di amicizia e di comunione, valori su cui si fonda la Fidapa. La donna è sempre più consapevole delle sue potenzialità e avverte fortemente il bisogno di affermarle. Ed è proprio questo l'impegno che ha assunto la nostra associazione. Siamo qui perché crediamo in questi ideali e vogliamo dare il nostro contributo e la nostra voce a chi, per ragioni diverse, ancora non ha il coraggio e la forza di affermarsi, e vogliamo sostenere la crescita sociale e personale di ogni donna, tutelare la sua dignità, renderla consapevole delle proprie potenzialità. Io sono entrata in Fidapa perché ho creduto e credo in tutto questo. Sono entrata nel lontano 1986, sono una delle forze delle più anziane, per cazzo mi batte comunque, e quindi condivido con voi questi principi. La nostra sezione è costituita da un valido gruppo di donne che va avanti coeso, basato sul principio del fare squadra. Insieme siamo più forti sia all'interno delle istituzioni che nella società. Insieme diamo più visibilità e sostegno ad iniziative di donne impegnate nella lotta per le pari opportunità. Insieme contribuiamo con più efficacia all'istituzione di servizi sostenibili e alla promozione di leggi sulla parità di genere. Insieme siamo capaci di valorizzare e proteggere le risorse ambientali e naturali. Insieme ci opponiamo con maggiore forza contro tutte le forme di violenza fisica o psicologica. Insieme sosterremo tutti i progetti che la nostra associazione ha in programma sia a livello nazionale che a livello internazionale. Unite verso un fine comune, sostenere un'istruzione e formazione di qualità e promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. Prima di illustrare le linee programmatiche per il nuovo anno sociale, vorrei ricordare la fondatrice della nostra sezione Fidapa di Agrigento è Marica Nicosia Caruselli, che nel lontano 1980
con un gruppo di amiche ha costituito l'associazione che con tenacia ed impegno ha saputo tenere unita e far progredire nel corso degli anni. Addirittura ci sono stati alcuni anni in cui le socie erano più di 100. Sì, esatto, erano più di 106 per l'esattezza. Marina Nicosia Caruselli, prima donna avvocato penale del Foro Agrigentino, da indiscussa leadership ha saputo aggregare donne agrigentine rappresentative delle professioni e della cultura del territorio, valorizzandone di volta in volta specificità, competenze e inclinazioni. In suo ricordo è stato istituito dalla nostra sezione, con cadenza biennale, un premio da assegnare ad una giovane avvocatessa che non superi i 35 anni di età, con una tesi di laurea possibilmente in diritto penale. La FIDAPA partecipa in modo attivo e consapevole nella società in cui viviamo, contribuendo a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'essere donna nel terzo millennio, dando voce e promuovendo le donne che svolgono le loro attività nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Attraverso convegni, conferenze, tavole rotonde, incontri culturali, mostre, si affondano temi etici e sociali e di grande attualità, evidenziando il punto di vista femminile e con l'intento di suscitare la presa di coscienza dell'opinione pubblica. Nel corso dell'anno sociale appena trascorso abbiamo trattato tematiche culturali e sociali importanti, con il coinvolgimento anche di istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio. Adesso ci attende un altro anno di intensa attività. Continueremo il nostro rapporto di collaborazione con le istituzioni, con le altre associazioni e con i club service. Approda ad Agrigento, libere di vivere. Scopriamo cos'è con il nostro direttore Arturo Cantella. Libere di vivere approda in Sicilia, ad Agrigento, il primo appuntamento del progetto di Global Thinking Foundation, il filo conduttore degli eventi del Tour 2022 è la cyber security come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere dei ragazzi. Si parlerà di educazione finanziaria con la partecipazione di Claudia Segre che avverte i cittadini siano attenti ai rischi informatici. Oggi pomeriggio sarà la giornata clou ad Agrigento, alle 16 un workshop, nuove tecnologie e vecchi ritardi quando la sicurezza digitale crea squilibri economici. L'iniziativa si apre con il saluto di Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, di Claudia Segre, presidente del Global Thinking Foundation, Marco Mulè, presidente dell'Associazione Agrigento all'Unione Avvocatura Siciliana. L'introduzione sarà fatta da Pierluigi Paganini, membro Reis ad hoc Group Cybertheatre Landescpay, Genevieve Di Natale, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, Mario Mirabile, Florinda Saieva, fondatrice di Farm Cultural Park. L'evento è moderato da Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia, e si concluderà alle ore 19 con uno spettacolo teatrale dal tema Libertà Invisibile, con Luca Vullo che stimolerà importanti riflessioni sui temi della violenza economica e sugli stereotipi legati al femminismo e all'indipendenza economica delle donne. Benvenuti ad Agrigento, sono Martina Gangi, responsabile del progetto Focus Sud della Global Thinking Foundation, fondazione no profit la cui mission è quella di contrastare l'abuso economico nei confronti della donna. Siamo ad Agrigento oggi con il nostro progetto Libere di Vivere, una mostra itinerante per l'inclusione sociale e per sensibilizzare la cittadinanza tutta alle tematiche della parità di genere e della violenza economica. Cosa ci aspetteranno in questi 3 giorni? Oltre alla mostra visitabile giorno 11, 12 e 13 ottobre dalla mattina al pomeriggio, vi sarà nella giornata del 12 ottobre alle ore 16 un workshop che sensibilizzerà la cittadinanza alle tematiche della sicurezza digitale con personalità di spicco, e alle ore 19 un monologo teatrale di e con Luca Vullo per sensibilizzare alle tematiche della parità di genere e della violenza economica. Inoltre giorno 13 mattina ospiteremo tra di noi anche gli studenti per la visione del nostro docufilm Libere di Vivere. Vi aspettiamo! La Sicilia accoglie il 10° successore di San Giovanni Bosco in visita a Palermo per 2 giornate di incontri, di celebrazioni e di festeggiamenti. Vediamo.
aspetti per affrontare questo disagio, per limitarlo in qualche modo? Con quali strumenti? Ecco. Sì. E come educatore io sono una persona che credo tanto nel dialogo. È uno dei nostri pilari educativi, la ragione. Oggi non serve dire si fa così perché lo dico io. Non serve nelle famiglie, non serve con i genitori, non serve nello spazio sociale. Perché? Perché dovremo trovare sempre, e io credo che il cammino è anche il dialogo. Il cammino è l'ascolto, il cammino è il vedere come vive la gente, dove stanno le difficoltà. Tutti vediamo per esempio che nelle nostre città di tutta l'Europa, dell'Italia anche, della Spagna, crescono i posti dove gente che prima riusciva a vivere con dignità, con sobrietà del suo salario, oggi deve andare per esempio a un banco di alimenti a chiedere aiuto. Allora è qui dove per evitare un disagio più profondo l'unico cammino che abbiamo è giustamente prima essere svegli. È una responsabilità che abbiamo quelli che abbiamo qualche responsabilità e anche la possibilità, come ho detto, ascolto, dialogo, anche tavolo per dire come possiamo trovare qualche risposta, perché le situazioni sono diverse, però alla fine arriviamo a punti comuni, che è un disagio perché la vita si sta facendo più difficile che 3 anni fa, 4 anni fa. La capra girgentana di Domenico Cocchiara, dipinta in 35 comuni, approda Cattolica Eraclea. Vediamo. Il progetto nasce spontaneamente, come le cose belle. A Bivona mi hanno chiesto di rivalutare insieme ad altri artisti un quartiere e io ho pensato ad andare a fare una capretta in una porta, perché mi avevano raccontato che lì abitava un pastore di capre giurgentane. Era una storia molto bella, una persona molto legata a queste caprette che ha accompagnato tante generazioni, perché gli vendeva proprio il latte, ma anche erano belle da vedere queste caprette così fiere, con queste corna così inturciuniate a forma di cavatappe. E allora la mia idea, siccome ormai sono un presidio slow food, cioè sono in via d'estinzione, la mia idea qual è stata? Andarle a riproporre in tutti i comuni dell'Agrigentina e non solo, perché si è estesa a Macchiadolio e si estende a Macchiadolio, molti comuni del Palermitano e così via. Io lo faccio in maniera gratuita, assolutamente gratuita, chiedo solo la partecipazione delle amministrazioni e di un privato che metta a disposizione queste porte da stalla, porte che probabilmente vanno al macero in una ipotetica ristrutturazione, e in questa maniera andiamo anche a preservare la porta, perché gli diamo una nuova vita come supporto artistico, lasciandola però quanto più evidente possibile nella sua natura di porta. Grazie intanto all'amico Domenico per essere qua presente oggi a Cattolica Eraclea. Ho seguito le sue foto, le sue avventure con queste famose caprette e ho cercato di invitarlo e farlo venire a Cattolica Eraclea. Oggi abbiamo realizzato questo bellissimo disegno, che è un bene per il nostro paese. Calcio, eccellenza all'Acragas oggi in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Nissa. Arturo Cantella. Presentata da mister Nicolò Terranova, allenatore dell'Acragas, la gara di Coppa Italia di oggi contro la Nissa, match di ritorno degli ottavi di finale. Sì, obbligati a vincere per passare il turno. Partita complicata, qualificazione complicata, anche perché lo 0-0 è sempre un risultato particolare che non ti consente di gestire al meglio determinate situazioni, però l'abbiamo preparata bene, abbiamo preparato abbiamo lavorato su qualsiasi dettaglio. La Nissa, come ho detto precedentemente, è una squadra di tutto rispetto, ha cambiato allenatore, squadra di carattere, molta densità in mezzo al campo. Dobbiamo essere bravi a cercare chiaramente il gol della vittoria o gol della vittoria
cercando di non sbilanciarci, quindi sarà molto importante l'equilibrio tattico che dobbiamo avere domani durante la gara. È chiaro che per noi è una qualificazione che ci può consentire di lavorare al meglio per il futuro. I ragazzi lo sanno, sono consapevoli, non vediamo l'ora di giocare domani. In campo manderai la formazione migliore, la formazione tipo? Sì, qualche piccolo acciacco chiaramente, ti ripeto, come ho detto domenica scorsa dopo la gara contro il Marineo, c'ho una rosa ampia, una rosa che mi può consentire delle rotazioni come ho fatto con i centrali, quindi domani sicuramente giocherà qualcuno che domenica ha riposato, così cerchiamo di gestire al meglio le forze da qua fino a dicembre. Che Nissa ti aspetti domani all'Esseneto? Mi aspetto una Nissa di temperamento per come la prepara sempre il loro allenatore, un allenatore di carattere, un allenatore che imprime sempre alla partita una grande intensità. È chiaro che loro cercheranno di farci sbilanciare in avanti alla ricerca del vantaggio, però noi sappiamo bene che non possiamo concedere situazioni che possano complicare ancora di più quella che è la qualificazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.